è carichetta, non c'è altro che un impaiador di cariche, in italiano sedie, no? E questo personaggio, proprio di un mestiere che non si usa più, proprio ormai si ricordai da pochi, di qui della mia età, insomma, per giù. E veniva dalle montagne, da Aleghe, Taibon, Cincinighe. Mi ricordo, perché che ne avevo anche di quei proprio che veniva da Cincinighe e che si era formata a famiglia a Venezia, e uno di questi era in classe con mia, anche che ho in fotografia, che mi ricordo. E ora gente operosa, brava, bravissime persone, questa Gina gli faceva queste cariche in pagiai che mi ricordo molto bene. A casa da mia mamma si usava in quell'epoca queste cariche, che di qua e dopo ne c'era stata una sua. Ma mi andavo a trovarla, su che carica mi sentavo. Questi impaiatori si trovavano a capo della strada, che c'era proprio figure caratteristiche, che si dava. Chi pa un franco vuole impaiare una carica, siamo qua di solite robe che si dice, che diceva in quell'epoca, e questi c'era in carichetta. Braghe di veudo, a tinta cacchi, verde, a coste larghe, mi ricordo, scarpe grosse, ma il cervello c'era finito, è vero. E mi di questa gente qua mi ricordo, e ho un bel ricordo perché c'era veramente bravissime persone. Questi c'era in carichetta. Tanti si fermavano anche a Venezia, chi ha trovato casa, tanti invece si tornai ai suoi tristi lidi. Io mi ricordo che io di questa Gina si preparava come spago di corde veniva fuori, perché proprio invaricava, si dice in veneziano, e cavava via il fava, naturalmente sentare questa carica che era ormai consumata, e cominciava a farlo nuovo. E appena fatto, c'era anche abbastanza duro che quasi quasi dava fastidio. Però da un pochino di giorni che se sentavamo e tornava un fiantin più abbordabile. Ecco, questi c'era in carichetta.